Una gola di 2 chilometri nel cuore delle Dolomiti Bellunesi a Rocca Pietro è uno spettacolo della natura, un canyon scavato nella roccia calcarea dall'erosione dei ghiacciai e dal torrente Petorina che scorre in mezzo a pareti alte 60 metri. I serrai di Sottoguda sono stati la ferita più profonda della devastazione della tempesta Vaia dell'ottobre 2018. Il vento impetuoso aveva letteralmente spazzato via il paesaggio disegnato dalle acque, cancellando un patrimonio ambientale unico. Dopo 6 anni di lavoro e di impegno sono stati riaperti i serrai, una rinascita che è anche l'esempio diretto di quella determinazione tutta veneta che non si arrende. Il sentiero naturalistico è stato ripristinato e messo in sicurezza dalla Regione Veneto grazie a Veneto Acque, un investimento di 13 milioni di euro. La furia di Vaia aveva distrutto 14 ponti del percorso, il torrente era completamente invaso dai detriti e dalle centinaia di alberi schiantati. Il Pettorina aveva raggiunto una piena di 6 metri, danni che imposero la chiusura dei serrai a dicembre 2018 e il 31 luglio 2024 la rinascita, la riapertura, il recupero di un capolavoro naturalistico. Era stata una grande devastazione, 100.000 ettari di bosco a terra, devastati corsi d'acqua, frane, c'era di tutto, accartocciati i tralicci, ma poi alla fine è venuto fuori che siamo riusciti a portare a casa 1 miliardo di euro e questi sono i risultati, il recupero totale di tutte le aree. Questa è l'opera simbolo, i serrai fin dal primo istante l'avevamo identificata come opera simbolo, 13 milioni di investimenti, ridonati questi 2 chilometri di Grand Canyon con il fiume Pettorina, le cascate, a tutta la comunità internazionale, visto e considerato un'opera della natura che è conosciuta a livello internazionale. Io sono sempre felice quando vedo tanti cittadini in inaugurazioni, perché queste sono opere loro, fatte con i soldi delle tasse dei cittadini ed è giusto che i cittadini siano attori protagonisti. Ecco, oggi c'è un fiume in piena di cittadini e questo porta bene anche all'opera. I serrai si potranno visitare fino al 15 settembre in forma di cantiere aperto, prenotando nel sito www.serraipark.it/i-centrale serrai/.